queste immagini vi giungo dallo stadio di Malles in Val Venosta per la prima partita stagionale del calcio Padova. Parte un pochino così, che può sembrare svogliato, ma alla fine non lo è, perché in campo ha sempre dato tutto. Vantaggiato che proprio adesso, proprio Daniele Vantaggiato va a siglare il primo gol del Padova 2013-2014 di testa sul cross di Ciano, e Cuffa va a complimentarsi con il compagno di Vantaggiato al 18° minuto del primo tempo. Il primo gol del Padova, perfetto l'inserimento del Torello di Brindisi sul cross di Ciano. Padova 1, selezione Val Venosta 0. Voglia di mettersi in mostra, una società che l'ha cresciuto. Gerin-Bacò con classe 92, mentre seguiamo ancora l'azione del Padova sulla destra, va a Legati, ancora Vantaggiato, e c'è il 2-0, ancora di testa, ancora Daniele Vantaggiato, ancora più bello questo gol, soprattutto per l'azione, per come si è sviluppata l'azione. Cioè non riescono a inquadrare la porta, mentre qua ottimo il servizio di Barisone a trovare ancora Ciano che va con il destro, e il 3-0 del Padova è firmato da Mattias Cuffa. Ne parlavamo proprio prima con Gabriele Fusarpoli dell'importanza di Cuffa anche sotto porta. Vediamo Ciano con il sinistro, si sgomita in mezzo all'area, Trevisana, Ampuero cercano la posizione migliore, salito anche Legati oltre a Vantaggiato, e Cionek va direttamente in porta a Ciano, respinge con i pugni il portiere, Usugi allo spazio per andare alla conclusione, esita un attimo, poi va con il destro e firma un gol meraviglioso, Wilfredo Usugi per il 4-0, arrivano gli applausi anche dal pubblico neutrale oltre che da quello bianco scudato, perché recupera un attimo il pallone, poi Mbakogu riesce a sfruttare un'indecisione di un avversario e viene steso a terra Melchiorri, grave ingenuità di Schoff, e quindi piove sempre di più a Malles quando sembra Jelenic va sul dischetto con il destro, e ne Jelenic, il rigorista designato, va Jelenic di potenza ma respinge il portiere. Gallozzi supera un avversario, può andare a mettere un traversone sul secondo palo, schiaccia di testa e segna il 5-0 Federico Melchiorri. Bravissimo però Voltan a strappare il pallone agli avversari, servire Melchiorri che può andare l'1 contro 1 col portiere, siglare la sua doppietta per il 6-0 del Padova con il destro Federico Melchiorri, che conferma la sua fama di bomber nonostante abbia avuto poche occasioni. Doppietta per Melchiorri, 6-0 per il Padova, e altra nota lieta. Invece poi ha ammesso lui stesso che si è trattato di un gol, e intanto qua c'è l'autorete. Sfortunatissima autorete, battuto dal Val Venosta, riesce a recuperare il Padova e finisce in questo momento la partita. Triplice fischio dell'arbitro, rappresentativa Val Venosta 0, Padova 7.